Di dar corso, vita e soprattutto far respirare la quarta pentolaccia a cavallo organizzata dall'associazione Ippica Butusuina. Veramente un grazie di cuore perché il pubblico fa parte trainante di tutte le manifestazioni ippiche e in particolare di queste che l'associazione Ippica Butusuina porta avanti da 4 anni e dopo alcuni anni di silenzio, ahimè, purtroppo dovuto alla pandemia, si ripropone alla grande con tantissimi cavalli, tantissimi cavalieri che sicuramente non mancheranno di appassionarci ma soprattutto di emozionarci e di regalarci, donarci un bellissimo spettacolo. Quegli spettacoli che sono mancati, quegli spettacoli che la gente di Sardegna vuole far sua, riappropriarsi. Ripartiamo veramente da un centro storico per la nostra isola, per la storia che lega l'uomo al cavallo. Ripartiamo da Butusò con questa quarta pentolaccia a cavallo, un'associazione ippica Butusuina che si è data da fare, ha fatto le cose bene, le ha fatto in grande, le ha fatte in stile, come è lo stile della gente di Butusò, come è lo stile della gente di Sardegna. Vogliamo ancora una volta salutare anche le tante persone che per vari motivi non sono potute arrivare qua in via Sebastiano Santa ma che ci seguono ben volentieri da casa nei canali pagina Facebook Giovanni Maria Piras 2, su YouTube Giovanni Maria e ancora sempre in Facebook Associazione Ippica Butusuina. Quindi un buon pomeriggio, una buona serata anche a loro. Una bella pista quella ricavata all'interno, quindi siamo nel cuore del centro abitato di Butusò, quasi a significare che cosa? Che l'amore, la passione per il cavallo deve vivere all'interno della comunità, non mai in periferia, deve entrare quasi all'interno delle case, deve far sentire il suo respiro, deve far sentire quell'alito che per alcuni anni purtroppo è mancato per colpa della pandemia. Tanti cavalli, tanti cavalieri e sicuramente tra qualche istante andremo a vivere queste belle suggestioni, questi colori che raccontano di una Sardegna che vuole vivere, di una Sardegna dove il sole non è mai tramontato, anzi splende sempre di più come questo sole del 18 di giugno qua a Butusò in via Sebastiano Sata. Vi lascio a questi straordinari, bellissimi, emozionantissimi rumori che solo il cavallo insieme al suo uomo riesce a produrre. Eccoli. Vi fate un applauso tutti insieme, facciamo un bel applauso, grazie, che serva anche da sprone per altre associazioni culturali come l'associazione Ippica Butusuina che, ripeto, si è data da fare soprattutto per fare una grande bella figura, e penso che il viatico non è dei migliori ma è un ottimo viatico, quello della ripartenza. Adesso piano piano rientreranno verso la linea di partenza e poi possiamo iniziare questa pentolaccia a cavallo. La quarta edizione organizzata dall'associazione Ippica Butusuina. Vi ricordo che c'è anche uno centro per acquistare qualche bibita, qualche panino, magari lo farete più tardi, ma adesso soprattutto la parola, anzi il galoppo passa a loro, passa ai grandi protagonisti di questa pentolaccia a cavallo, passa ai cavalli, passa ai cavalieri. Ancora rumori che arrivano da via Sebastiano Sata. Va bene? Vogliamo ricordare ancora una volta, e ve lo chiedo cortesemente a nome degli organizzatori, non attraversiamo per nessun motivo la pista se non siamo autorizzati, e se lo facciamo assicuriamoci che la pista sia libera, che non ci siano cavalli in movimento o al galoppo. Di questo vi ringraziamo veramente.
Ecco, si accompagnano piano piano verso la linea di partenza. Adesso gli organizzatori porteranno qua sul palco anche lo schieramento di partenza, il duo o il trio. Siamo veramente in tanti e di questo dobbiamo gioire, di questo ne siamo veramente felici e orgogliosi di essere noi anche testimoni di questa ripartenza, testimoniare veramente con la presenza, l'amore e la passione che l'uomo, la donna nutre per questo meraviglioso e insostituibile animale che è il cavallo. Mancavano veramente le feste di Sardegna, eccole qua, eccole che ripartono e ripartono in grandi stile. Ripartiamo col cavallo, ripartiamo grazie all'associazione ippica Butusvina che presenta la pentolaccia a cavallo per il 4º anno. Ci siamo riposati, ma evidentemente la voglia di fare, la voglia di esserci, il desiderio di proporre ancora le grandi feste, le grandi pentolacce, questo non è mai mancato nelle vene e nel DNA dei Butusuini, che grazie alla loro associazione ippica ci offre. Buonasera a voi. Questi se metti li cercano sono i libri con cavalli, siamo qua. Questo sono i cavalli. Ci organizziamo e partiamo. Non partono prima che sentano me. Non partono prima che sentano me. Io non la fermo così adesso. Sì, si lascia fermo. Seguo piano piano orizzontale. Ecco, ci hanno portato lo start link. Prima di iniziare vorrei anche dare e fare un ringraziamento particolare a cavalli e cavalieri che arrivano più o meno quasi da ogni angolo della nostra isola, e questo a noi, ma soprattutto agli organizzatori dell'Associazione Ippica Butusuina fa molto piacere. Prego. Allora, tanto possiamo iniziare dal paese che ci ospita Budusò, poi Orgosolo, avremo Orani, Fonni, Nule, ancora Budusò, da quattro volte Burgos, Sindia, Benetutti, Orotelli, Anela, Mamoiada, Nuoro, Pattata, ancora Burgos, Lula, ancora Lula, sempre Burgos, Orolai e ancora Benetutti. Quindi vedete che la nostra isola è abbastanza rappresentata.
pentolaccia a cavallo. L'ultima raccomandazione: quando i cavalli sono lanciati al galoppo non attraversiamo la pista. E veramente ci divertiamo tutti insieme. Grazie di cuore a voi che siete qua presenti numerosi, grazie soprattutto all'associazione ippica Buddusui. Nella quarta pentolaccia a cavallo salutiamo ancora una volta perché i tanti amici e amiche che ci seguono da casa nelle pagine Facebook Giovanni Maria Piras 2, su YouTube Giovanni Maria Piras, e ancora una pagina di Facebook dedicata in particolare dall'associazione ippica Buddusuina. Quando siamo pronti possiamo iniziare con un trio di Buddusò, questa lunga storia ultra secolare del cavallo con gli abitanti di Buddusò. Mario Fadda, Luisa Fadda, Antonello Saba. Quando siete pronti possiamo iniziare questa quarta pentolaccia a cavallo, via! Eccoli! Vai! Una! Applauso! Una pentolaccia di Buddusù. Adesso abbassiamo. Attenzione. Bellissimo. Riallunghiamo i fili. Eccolo qua. La seconda. Gavino Sanna, Lorenzo Soro, Matteo Concas. Ed è ancora Buddusò, protagonista qua in via Sebastiano Satta a questa quarta pentolaccia a cavallo. Siamo pronti? Sì, vai! Lanciatissimi, vestiti di giallo e di bianco. 2! Applauso! Bravi, bravi, bravi! 2 pentolacce per il trio Sanna, Soro, Concas. Velocissimi, velocissimi i nostri amici e le nostre amiche che stanno riproponendo e ricollocando le pentolacce. Orgosolo, siamo nel cuore della Sardegna, cuore tipico della tradizione della Barbaggia. Michael Candela, Emiliano Monni, questo è un duo, attenzione, via! La pista è libera, lanciatissimi, eccoli! Olè! Sono cadute tutte e due, bravissimi. Una bella figura anche di Orgosolo alla quarta pentolaccia a cavallo, ma le emozioni, le suggestioni che i cavalli e i cavalieri riescono a produrre sono solo all'inizio. Orani con Pepedu e Macchinetta, ancora un duo. Anche Orani ha una sua vecchissima, antichissima tradizione legata al cavallo, una tradizione che non è mai mancata ed è una tradizione che poi col passare degli anni, generazione dopo generazione, si è sempre rafforzata ed oggi anche i giovani riescono a produrre tante belle emozioni grazie ai loro cavalli. Macchinetta e Pepedu per Orani, la pista è libera per voi. Eccoli qua. Olè! Anche Orani ha fatto un play e questo ci fa piacere. Rimettiamo a posto, così, e andiamo in un paese dove il cavallo è veramente ragione di vita, un cavallo almeno per ogni famiglia, all'interno delle feste di paese, le feste soprattutto con un palio bellissimo a Fonni, e abbiamo Pipia, Unettu, Giancotto, Fonni. Olè, eccolo qua, non mi hanno smentito, coi fatti 3 su 3 per Fonni. Rimettiamo le 3 pentolacce, così,
Mi raccomando, non attraversiamo la pista, andiamo a Nule. Luca Cuinu, Michele Spada, Simone Manca, anche Nule racconta una bella tradizione, il pastoralismo che lega e ha sempre legato nella sua storia col cavallo, già al galoppo. Arriva nella parte alta di via Sebastiano Santa Nule, olè, 2 su 3. Era tanto il desiderio, no? Di tornare a cavallo, di farsi una bella gita, una bella uscita e soprattutto regalare quello che i cavalli e i cavalieri ci stanno donando stasera qua a Buttusò. E a proposito di Buttusò arriva un trio: Vitalis, Sanna, Satta, Buttusò ancora al galoppo, pista libera, vai! Andiamo ragazzi! Olè! Dai! Bravissimi! Rimettiamo a posto le pentolacce, le nuove, le sostituiamo e restiamo a Buttusò, ancora un trio Polighettu, Regaglia, Bacciu. Un attimo ragazzi, solleviamo le pentolacce, la pista è libera, ancora Buttusò, protagonista qua in via Sebastiano Santa, vai! Ci siamo? Potete andare? Ancora qualche istante. Pulighettu, Regaglia, Bacci. Andiamo. Non c'è. Sono fermi. Manca uno. Ah, eccoli. Blu Apollo, vediamoli! Ale 2! Ancora un tris da Buttusò, Alessio Malune, Tommaso Sistu, Sebastiano Mattis. Un attimo ragazzi, rimettiamo a posto, riorganizziamo la pista ma in particolare le pentolacce. Eccoli qua, Malune Sistu, Atis, pista libera, quando volete salite pure, vai! Vi aspettiamo noi, vi aspettano le pentolacce ragazzi, mi sembrano anche molto molto giovani. Ale! Alla carica 2! Bravissimi! E restiamo ancora a Buttusò mentre gli organizzatori risistemano le pentolacce. Giovanni Felu, Elio Pitti, Stefano Zizzi. Se siete pronti, la pista è libera. Andiamo, eccoli, attenzione! Olè! 1-0! Ha quasi del clamoroso, no? 1-0 perfetto. E saliamo nell'oceano, nella parte alta del Samostera, altro paese che da sempre lega le sue attività, soprattutto quelle legate alla pastorizia, legate all'agricoltura, al cavallo. Una bellissima compagnia quella del cavallo. Andiamo a Burgos, tante feste, tante processioni, tante sfilate dove il cavallo comunque resta sempre il protagonista. Elia Siri, Seidler Kerchi e Burrettu Francesco. Burgos vuole far festa qua a Buttusò in via Sebastiano Santa. Andiamo, eccoli.
Polo rossa per questi giovani ragazzi di Burgos, Costera, Goceano. Beh, una gliela raccontiamo, una gliela diamo. Ecco lì, abbassiamo, riorganizziamo le pettoracce. Torniamo a Budusò ancora con un trio: Marcello Scintu, Marco Palimonte, Gigi Tua. Pista libera, quando volete ragazzi, vi aspettiamo qua nella parte alta di via Sebastiano Satta, vai! Olè! Uno! Ci spostiamo di qualche chilometro da Burgos e andiamo nella Planargia, andiamo esattamente a Sindia, altro paese simbolo nella nostra isola per la salvaguardia e la divulgazione del cavallo. Un cavallo che anche a Sindia ha sempre avuto la sua rilevanza primaria all'interno della comunità. E sono con noi Antonello Mura Cristian e Mura Graziano, già arrivati, eccoli! Uno! Sindia quindi, altro paese protagonista qua a Budusò. Passiamo le pecoracce, poi risiamo. Ancora un paese adesso dal Goceano, ma la parte destra del Goceano. Andiamo a bere tutti, anche bene tutti, oltre tantissimi spunti legati al cavallo, anche attraverso le feste più importanti, ma anche e soprattutto quando si andava in campagna, quando i mezzi di locomozione erano ben pochi e si doveva spostare sempre col cavallo. Bene tutti con Walter Cortes, Francesco Pilosu e Francesco Addis. La pista è libera, quando volete ragazzi vi aspettiamo qua, dai! Bene tutti, Polo Nere, Walter Cortes, Francesco Pilosu e un altro Francesco Addis. Qualche istante passeranno da noi. Eccoli qua. Bene tutti quindi, protagonista qua alla quarta Pentolaccio Cavallo organizzato dall'associazione Ipica Budusuina. Eccoli! Bel applauso questo! Meritatissimo. 3 su 3. Mi auguro, vorrei salutare ancora gli amici e le amiche da casa che vi stiate divertendo. Un caro veramente saluto, un ringraziamento a Giovanni Maria e al suo assistente che stanno proponendo questa diretta attraverso le pagine Facebook Giovanni Maria Piras 2, YouTube Giovanni Maria e il Facebook anche un canale, una pagina dedicata dell'associazione Ipica Budusuina per portare all'interno delle case questa bellissima edizione della quarta Pentolaccia a Cavallo. Andiamo avanti, adesso dopo tantissimi tris abbiamo un duo che arriva da Orotelli, paese che da sempre dedica la sua storia al cavallo. Mauro Pischetta, Francesco Zanottu sono già quasi da noi, eccoli, e uno, davvero uno, lo abbiamo portato a casa. Però adesso rientriamo tra le mura amiche, quelle domestiche, quelle casalinghe, quelle di Budusò, perché tra qualche istante ci regaleranno sicuramente delle emozioni Sisinio Vacciu, Mario Andrea Mele e ancora Mustazzu Nicola. Quindi Budusò ancora protagonista. E in forze all'interno di questa quarta Pentolaccia a Cavallo
vedete tanti cavalli, tanti cavalieri di Buduson, eccoli, di bianco e rosso vestiti Tris da Buduson e che Tris, ragazzi! Comenteremo un sardo la Mumbaccano in primo, 1, 2, 3, bellissimi e bravissimi. E ci restiamo a Buduson prima di spostarci ancora una volta con Antonio Becciu, con Andrea Deiana e con Alberto Cano. Attenzione ragazzi, state là alla linea di partenza, vi diamo il via, perché stanno risistemando questa ala di pista dedicata in particolare al passaggio sotto le pentolacce. Becciu, Deiana, Canu, la pista è libera ed è tutta per voi. Divisa bianco-nera, eccoli qua, giovani, mi sembrano giovanissimi anche questi. Attenzione, c'è una falsa, vabbè, non c'è problema ragazzi, la riproviamo. Vi ricordo anche il punto di ristoro, rifresco, organizzato naturalmente, allestito dall'associazione ippica Budusuina. Potete naturalmente avvicinarvi subito dopo tra la prima e la seconda salita, perché questa è una vera e propria salita. Adesso ci riproviamo però, dai! Becciu, Deiana, Canu. C'è un cavallo che non vuole sentirne proprio di partire. Forse mi sto zitto, vediamo. Sono dei momenti particolari dove naturalmente ci vuole la sua sana pazienza da parte del cavaliere. Però adesso partono, eccoli! No, sì, dai che ce la facciamo! Forza ragazzi! Attenzione! Attenzione! Ah, pentolaccia! Guarda un po'! Non voleva sentirne di partire, poi invece, grazie naturalmente alla collaborazione e alla complicità del suo cavaliere, una pentolaccia l'ha buttata giù anche lui. 2 pentolacce quindi. E facciamo ancora un excursus in oceano, andiamo ad Anela, questa piccola comunità, numericamente piccola però molto importante sotto il profilo direttamente legato al cavallo, perché anche Anela ha da sempre avuto questa grande passione. I grandi pastori di quel piccolo centro hanno sempre accompagnato le loro gesta andando in campagna, tornando dalle campagne, sempre col cavallo che è rimasto all'interno di questa comunità. Pinas, Vannini e Danilo, eccoli qua, 2 su 3 per Anela. E ancora Buduson, Andrea del Rio, Alessandro del Rio e Pietro Atis. State là ragazzi, adesso issiamo di nuovo le nuove pentolacce, la vecchia, benissimo, un attimo. Andrea, Alessandro e Pietro, la pista è libera, forza ragazzi! Dai! Anche loro di bianco e nero, cosa contraddistingue il colore di questo trio. Via! Giovani! Non attraversate la pista per nessun motivo ragazzi. Assolutamente, vai! Ale! Si sono preparati bene, si vede. E allora questo fa molto piacere, ma fa piacere soprattutto notare che c'è un grande pubblico composto e un pubblico che sicuramente aveva questo forte desiderio anche di evadere dopo 2 anni
di prigionia forzata per colpa di una pandemia che piano piano, e ci auguriamo, ci lasci, ci abbandoni per sempre. Abbiamo voglia di desiderio di normalità. Momoiade, il paese dei mamutones, il paese dei soccadores, il paese del cavallo. Daniele Muntone e Alessio Piu, la Barbaggia, protagonista qua a Budusò. Attenzione, possiamo andare Daniele ed Alessio, dai! Arrivano i ragazzi. Granata e nero, granata e nero. E 2 su 2 per Mamoiada. Sittone, Sinatra e Giovanni De Jesus. Beh, insomma, qua andiamo nella storia scritta del cavallo. Quante volte la grande Grazia D'Aleda nei suoi romanzi ha raccontato la vita di questo animale, dalle processioni che partivano dal Rosario una notte di festa per far festa all'interno del santuario di San Francesco, il ritorno e tanti altri. Nuoro, tanti altri romanzi. Ecco Nuoro protagonista a Budusò. Giovanni cosa mi combini? E adesso a Pattada, le processioni, le sfilate, una fede profonda che si ramifica e che si trasmette da padre in figlio da tantissimi secoli, e quelle processioni che richiamano veramente un momento di riflessione, come i cavalieri di Pattada, che si contraddistinguono da tantissimi altri. E Pattada adesso è il protagonista con De Solis e Regaglia. De Solis e Regaglia. 0. Molti sono e tantissimi sono i paesi di Sardegna che cercano veramente un barlume di luce anche attraverso quel momento umile ma sempre di fede si tratta, quando arrivano da Pattada i cavalieri che percorrono veramente chilometri e chilometri. E ci stiamo anche a Pattada con Luca Falqui, con Danilo Amadu, con Giovannino Becciu. La pista è libera, vi aspettano qua queste 3 pentolacce quando volete, la pista è per voi ragazzi. Pattada, vestito Rabelludu, a Santiga, fa piacere, eccoli qua, cavalli e cavalieri da Pattada a Budusò. Olè, 2 almeno li abbiamo buttati giù. Riorganizziamo mentre torniamo a Burgos, e sono venuti qua a farci visita con i loro cavalli Eddie Tola e Giampaolo Siri. La pista è libera, issate le pentolacce, siamo qua ad aspettarvi. Eddie Tola, Giampaolo Siri, forza ragazzi! Qua non ci sono. Adesso. Eccoli qua. Blu e nero. Gli amici di Burgos. E li abbiamo mandati giù, 2 su 2. Ancora una terna. Lule, quindi ancora l'Oceano che è il protagonista, con Gianmario Pinna, Giannicola Carzedda, Giampaolo Iai. Lule, un attimino ragazzi, siamo le pentolacce, grande, questa è bella l'organizzazione dell'associazione Ippica Budusuina che ha dettagliato veramente questa 4ª edizione della pentolaccia a cavallo, veramente bravi. Ci siamo, la pista è per voi, gli amici di Lule, eccoli.
i colori dominanti, il rosso della polo, sicuramente della maglia, e il nero del pantalone. Dai! Li aspettiamo! Galoppano i ragazzi di Nulle! Pinda, Carsenta, Iai! Quanti sono? 3 su 3! Olè! E andiamo a Lula, altra comunità devota, questa è una bella appellativo, devota veramente al cavallo. Abbiamo un fuori programma, c'è un cagnolino, io riesco che su Mene, si esce da campo. Ditegli che la pencolazza per le cagnoline, magari la faremo in seguito, non lo so, qualcosa inventeremo. Ce l'hai il cagnolino? Va bene, Lula, e aspettiamo Gian Pasquale Pilas, Salvatore Deiana. Un attimo ragazzi, un attimo. Stiamo preparando. Sì, ya la pulisco. Guarda un canale. Ancora questo. Intosinarda. Birillo! Beh, si dica. È andato? Eccoli qua. Vabbè, c'è uno degli organizzatori cerca di portare a miti consigli. Birillo! Birillo! Ma Birillo bene, Birillo! A me mi sembra un po' grillo. Non mi vado da tappare, non me lo vedi? Bene, benissimo. Mi fate un applauso a Birillo? Attenzione. Pilas e Deiana, eccoli. Bravissimi. Perché poi non ci frega. Ma questo è il cagnolino che sta adesso non sceglie il libro. Torniamo a Burgos con Agostino Tilonca e Francesco Lugedu. Si avvicinano prima, capito? E un po' di volume così, eccoli su. Allora, dicevamo Burgos, siamo quasi alla fine di questa prima salita, sono partiti i nostri amici Francesco ed Agostino, bianco e nero i loro colori, eccoli, almeno uno l'abbiamo beccato. E adesso saliamo in uno dei paesi più alti della nostra isola sul livello del mare, siamo quasi ai 1000 metri di Olollai, il paese che fu di Re Ostitore, e qua all'interno di questa popolazione il cavallo è stato veramente di vitale importanza. Le tante nevicate non davano la possibilità ai pastori di spostarsi a piedi e allora il cavallo per forza di cose doveva intervenire e lo faceva veramente bene. E noi abbiamo Alessandro Bussu, Pietro Chessa e Fabrizio Gaga in rappresentanza di Olollai. La pista è libera, ragazzi, quando volete si può salire, dai. Eccoli qua, ancora un granata e un nero, colori che contraddistingue questo Chris di Olollai. Eccoli, 0. Ventinovesima e anche ultima in questa prima tornata di pentolancia, con Benetutti, con Giuseppe Chessa, Luigi Cherchi, Angelo Cossettu. La pista si è libera, Birillo lo abbiamo messo al sicuro. Benetutti, protagonisti,
Angelo, Luigi, Giuseppe, Granato e Nero, anche per loro. Vai! Poi ci concederemo naturalmente una pausa, vi avvicinerete presso il chiosco allestito dall'associazione ippica Budusuina per rinfrescarsi un po'. C'è un bel caldo in via Sebastiano Satta, c'è un bel caldo qua a Budusò, belle emozioni, ecco la 29esima, bravissimi! Adesso pausa e poi ci ritroveremo qua per qualche istante. Guarda il pubblico, guarda il pubblico. Sì, questo è qua. Però ti dico io quando. Così qua. Guarda da che. Non vedi dove ci sono tutte quelle persone? Quando sto imparando te lo dico che sono fermo adesso, fermo. Vai. Bravo. Sì, vai. Chi vuole se ne freschi, poi dobbiamo ripartire con le seconde pariglie, abbiamo ben 29, quindi ancora tante belle cose da raccontarci, ma soprattutto da raccontare da parte loro, dai veri protagonisti che sono arrivati qua in forze, in massa, un po' non solo dal circondario ma anche da varie regioni storiche della nostra isola. La quarta pettoraccia a cavallo organizzata dall'associazione ippica Budusuina, ecco, per qualche istante ripartiremo. Vai. Vado? perché il quadro questo che c'è il sole qua. Il pubblico da questa parte. Stringente, La pubblicità per loro, Giovanni, guarda. Fermo, fermo. Vai. Quello che mette l'acqua in guarda a lui, vai, vai. Aspetta, ti dico quando sono pronto, ti dico pronto, tu vai. Fammi cercare con la mano, così. No, fai cercare con la mano. Vabbè, però lascia questa scena, lasciala. Che è una bella inquadratura. Porta più su adesso. La prossima, porta più su. Masih ti manca sama mancaria che danno su dolore non passa ora nemmeno. Sta passando il coso, lascialo passare, lascialo passare. Lascialo finire la scena. Mai suggeruti nonostante ti fa che sei compagnia da essa fonda celeste serena bendita sabbia oh mamma stella rara ascolta su di
piano. No, no. Vai piano piano. Mentre vai. Così, piano piano però. Piano. No, ma non è che qua da loro ti salutano. Ah, togli. Dai, vai. Vai, fai salutare. No, Cazzo. Ah, ragazza niente. ma chiamali, Vai. Che cazzo sta facendo? sì che si vede, la vedi? Ma no. Non fare cose difficili, Io riprendo la mia, Io stringo però, Ancora riprendiamo quindi, c'è questo ripassaggio sotto la pentolaccia comunque davanti a noi di questi 29 binomi e tri che veramente ci hanno regalato tante belle emozioni durante le prime pentolacce. Adesso ci riorganizziamo piano piano anche per la seconda pentolaccia. Sono ben 29 e sicuramente anche in questa seconda risalita non mancheranno naturalmente di emozionarci. Eccoli qua, ognuno presenta la sua divisa, comunque una grande bella ripartenza questa della quarta edizione della pentolaccia a cavallo organizzata dall'associazione Ipica Budusuina. Tanti amici che sono convenuti e non solo dai paesi limitrofi, dall'Interland, del paese del Monte Acuto, ma da Orgosolo, da Orani, da Forni, da Nule, da Burgos, da Benitutti, da Orotelli, da Anela, da Mamoiata, da Nuoro, da Pattata, da Lula, da Ollollai, insomma tanti amici che non sono voluti mancare a questa festa, perché questa, credetemi, è una bellissima festa organizzata in modo meraviglioso, splendido dall'associazione Ipica Budusuina, che non si è fatta mancare veramente nulla. È la dimostrazione che questa presenza di tanti cavalli e stessi cavalieri siamo circa 84-85 cavalli che fanno questa bella sfilata adesso, dove tra qualche minuto ripartiremo, dove tra qualche minuto andremo a celebrare ancora questa quarta edizione della pentolaccia a cavallo a Montusò, una via Sebastiano Satta vestita con i tantissimi colori della Sardegna, i colori della passione, i colori dell'amore, i colori di una festa che non muore mai, che non tramonta mai, ma il sole splende sempre di più. Non sono bastati quei 2 anni a farci issare la bandiera bianca, no. La bandiera della riscossa era sempre pronta e questa ne la ritrova all'interno di questa quarta pentolaccia a cavallo che ci offre l'associazione Ipica Budusuina. Tra qualche istante ancora insieme le feste naturalmente all'interno delle nostre comunità, quelle col cavallo, quelle che vedono anche impegnati altri comitati, altre leve, sono tantissime. Io vi invito a visitare le nostre feste, le nostre sagre,
le nostre feste patronali, perché anche all'interno di quelle feste, credetemi, il cavallo sarà sempre in prima fila, e questo è vero, è un dato di fatto. Quindi grazie anche all'associazione ippica Budusuina si è creata e si è ricreata quella passione e quell'amore per il cavallo. Inquadra però, inquadra, cosa sta facendo? No, volevo far vedere se... Non prende questa qua. Ok. Dai. Adesso in più non c'è il sole e l'ombra. Quasi completata la sfilata. Naturalmente cavalli e cavalieri utilizzeranno lo stesso sistema di partenza che abbiamo utilizzato nella prima salita, quindi ripartiremo da Buduso, adesso riseremo le pentolacce. Allarga. Mi raccomando, se avete da attraversare la pista fatelo in questo momento, Particolari. Cioè che già sono perché a pista chiusa è poi già impossibile sono larghe le inquadrature. per passare da una parte, da un lato all'altro della pista. Ecco, adesso siamo alle pentolacce e ci riprepariamo. Cavalli e cavalieri, ancora i grandi protagonisti alla quarta edizione della pentolaccia a cavallo organizzata dall'associazione ippica Budusuina. Ancora un saluto caloroso, affettuoso alle donne e agli uomini che ci seguono da casa attraverso le pagine Facebook di Giovanni Maria Pirastue e naturalmente anche su YouTube Giovanni Maria. Grazie, sicuramente adesso saremo più numerosi come lo siamo qua in via Sebastiano Sata. I colori, come dicevo, della nostra isola che stasera rispecchiano fedelmente quello che è il desiderio di tutti noi sardi, quello di evadere, quello di essere un po' anche noi protagonisti della festa, e lo siamo stasera a Buduso all'interno di questa bellissima manifestazione, questa quarta pentolaccia a cavallo, dove l'associazione ippica Budusuina ha fatto trovare tutto al suo posto, organizzata veramente bene, e un grazie di cuore va in particolare a questi ragazzi, a queste ragazze e a chi insieme a loro ha organizzato questa manifestazione, questo bellissimo incontro, questa quarta pentolaccia, quindi i familiari, quindi gli amici, quindi le amiche e comunque chi in qualche modo si sente parte integrante e coinvolta all'interno dell'associazione ippica Budusuina. Stiamo per ripartire e lo faremo così, con Buduso, con Antonello Saba, con Luisa Fadda, con Mario Fadda. La pista è libera, le pentolacce sono state issate. Antonello, io conosco te, quando siete pronti possiamo iniziare. Però allarga. C'è troppo... Quindi Fadda e Saba. Allarga ancora un po' di più, Tanto se ne prendi il primo piano di là, li prendi quando arrivano qui il primo piano. È uguale. È meglio che sia più larga. Eccoli qua. Ma io arrivo fin qua, non arrivo fin là. No, deve arrivare più Ci almeno siamo da quasi. là, capito? Mario Fadda, Luisa Non è Fadda, caduto. Antonello Saba. Sono quei minuscoli incidenti che raramente poi capitano all'interno delle manifestazioni, magari un attimo di distrazione del cavaliere. Ci siamo, eccoli.
Allarga, allarga. Dai Antonello, la pista è libera, riapriamo con queste seconde risalite, queste seconde pentolacce. Ne abbiamo da vivere un bel po', esattamente a 29. E inizia Butusò, Antonello Saba, Luisa Fata, Mario Fata, eccoli. C'è il tipo per Luisa. Ah, che apertura. Bravi, bravi, bravi. Ancora Butusò, Matteo Concas, Lorenzo Soro, Gavino Sanna. Quella scena la sto vedendo per avere un po' più dettagli, sennò troppo grande. Ancora un trio quindi di Butusò, Sanna, Soro, Concas. Sto seguendo, faccio così al centro dell'inquadratura. Prendono posto alla partenza, dominante il giallo e il bianco a contraddistinguere questo trio di Butusò. Ragazzi, la pista è libera, quando volete vi aspettiamo. Arriva l'ultimo. Eccoci, siamo pronti, via! No, Un attimo l'ultimo. cavallo non ne devo sentire, ci riprendiamo subito, tranquilli, qualche secondo, si rimette in sella e si riparte. Matteo Concas, Lorenzo Soro, Gavino Sanna a rappresentare il Butusò. Questa quarta pentolaccia a cavallo si è presentata veramente in forze. Eccoli! Apparigliare, apparigliare. Vai! Attenzione! C'è una raccomandazione a chi poi si presenta sotto forma di pariglia, bisogna fare i calcoli con le pentolacce, magari poi uno può andare a sbatterci la testa, insomma, arrivare a certe velocità, anche se è piccolo col vasetto fa male. Va bene? E adesso aspettiamo Orgosolo, Michael Candela, Emiliano Monni. Eccoli qua, attenzione! Ole! La pariglia di Orgosolo. Pepeddu e Macchinetta a rappresentare Orani, paese di Costantino Nicola, il paese dell'arte, il paese del talco, il paese della tradizione, della festa. Loro tributano nel mese di ottobre una festa patronale grandissima in onore di San Daniele, e oggi però sono qua a far festa loro in trasferta a Butusò alla quarta pentolaccia a cavallo. Aspettiamo Orani. Pepeddu a Macchinetta. Eccoli qua. Non poteva essere diversamente il vestiario velluto che fa parte della quotidianità. Vai, 2 su 2. Bravissimi. E dopo Orani sono arrivati in forze anche da Fonni, Matteo Pipia, Antonio Uneddu e Simone Cianciotto. Fonni, anche questa è una bella storia, la festa di San Giovanni, la festa dei martiri, quindi le processioni
quindi la fede profonda del Fornese, il cavallo sempre avanti, avanti a tutti. Di Pia Uneddu, Cianciotto, gli amici di Fonni. Eccoli qua, vai ragazzi, olè, 3 su 3 per Fonni. Riorganizziamo sicuramente le pentolacce, sono gli organizzatori stessi che si prendono questa bella responsabilità. Riospitiamo gli amici di Nule, Luca Coinu, Michele Spada e Simone Manca. Un attimo ragazzi, vedo il blu. Sì, allora si Come detto, no ragazzi, ancora no, state là. I colori sono belli. Diamolo il via. La pista dovrebbe essere libera. Fissate le pentolacce, Nule al galoppo, già nella parte alta di via Sebastiano Santa, eccoli qua! Ci hanno preso le misure, 3 su 3 anche per Nule. E adesso nell'ordine per 4 risalite rivedremo cavalli e cavalieri di Bugiusò. Iniziamo con Gabriele Pitalis, Pasquale Sanna, Gesuino Satta. Organizziamo le pentolacce, 1, 2, anche la terza, un attimo fissate, mettiamo in sicurezza la pista, così, dai Gabriele e soci, vi aspettiamo qua su, dai, via! Eccoli! Perché loro giovani, va bene, olè, 2! Sempre le solite raccomandazioni ragazzi, non attraversiamo la pista senza autorizzazione. Adesso riissiamo per l'ennesima volta le pentolacce e riospitiamo Giacomo Poligheddu, Salvatore Regaglia, Angelo Bacci, ancora Butusò. Un attimo ragazzi, un attimo. La pista non è libera. Un attimo, un po' di pazienza. Fermi ragazzi, fermi. Un attimo ragazzi, un attimo. Un attimo, la pista non è in sicurezza, comunque si ripreparino Giacomo, Salvatore ed Angelo, che rappresentano anche loro Butusò. Possiamo andare? La pista è libera, possiamo andare. Andiamo ragazzi! Si può salire, dai! Giacomo, Salvatore ed Angelo, eccoli qua, già nella parte delle pentolacce, 1, 2, fate attenzione a qualche schiaccia,
Ancora Budusò con Sebastiano Addis, Tommaso Sistu, Alessio Malune. Portate su le pentolacce, la pista è libera, sì. Andiamo ragazzi, pista libera, si può salire. Dai, al galoppo, arrivano Addis, Sistu, Malune, Budusò, 2, quella di mezzo è rimasta intatta, destra, sinistra, le abbiamo fatte fuori, adesso riprepariamo. Vediamo questa quaterna di salite di Budusò con Giovanni Fenu, Elio Bitti e Stefano Zizzi. Ziri hanno scritto male, non lo diceva nessuno. Stefano Ziri, quindi mi scuso con Stefano perché nella prima salita gli ho fatto Zizzi di cognome e invece tutte altre cose. Elio Bitti, Giovanni Fenu e Stefano Ziri. La pista è libera, fissate le pentolacce, possiamo anche partire, risalire via Sebastiano Satta. Le pentolacce sono per voi, Dai ragazzi, Budusò. Olè! Sempre quella di mezzo che resta là. Magari c'è il trucco e non si vede più. Terzo, grazie. Adesso paese dell'oceano, Burgos. Francesco Burreddu. Poi abbiamo Samuel Kerchi ed Elia Siri a rappresentare Burgos. Bella la storia legata soprattutto e in particolare anche alla scuola di cavalleria che era in funzione a Burgosino da non molti anni fa. Però il cavallo appassiona sempre, regala quelle forti emozioni anche a Burgos e questi ragazzi lo dimostrano. Vai! Olè! Erano 3, sono rimasti 2 su 2. Torniamo a casa, torniamo a Budusò con Marcello Scintu, Palimonte Marco e Gigi Bua. Un attimo ragazzi, andiamo la pista libera, sicura per Budusò. Quando volete vi aspettiamo, dai! Siamo qua, la pista è libera ragazzi, dai! Arrivano questi giovanotti, sembrano anche decisi. Scintu, Palimonte Bua, Ale! Oh, Gusta per me sono regale di intendere, Ne avete fatto qualcosa? O hanno paura? C'è qualcosa che non va. Andiamo nella splendida Planargia, questa subregione storica della nostra isola. Siamo dentro la storia, siamo veramente nella storia della Sardegna, di quella regione. Sindia con Mura, anzi tutti e tre i Mura. Cristian, Antonello e Graziano, vai! Ah! Eccoli qua. Non è caduta, Ciao Graziano. Ci vediamo. Sì.
non c'è, non ama i cavalli. Piccola, andiamo a bene tutti, quindi Oceano prendono possesso della pista, giù in fondo Walter Cortes, Francesco Pilosu, Francesco Addis. Bene tutti, la simbologia della terra, il simbolo del sudore, del sacrificio attraverso questa salita dei tre cavalli e cavalieri di Bene tutti. Eccoli qua, olè! Il trucco non c'è più, cade tutto, adesso cade tutto e noi siamo contenti. Grazie veramente ai ragazzi dell'organizzazione che sono velocissimi, ma è tutta l'organizzazione che sta funzionando ottimamente. Questa quarta pentolaccia a cavallo organizzata dall'associazione ippica Butusuila. Come mi dicevano loro, questo pomeriggio è la pentolaccia della ripartenza, con l'augurio che venga e arrivi tanta gente a Butuso e questo pubblico dimostra che veramente questa manifestazione è riuscitissima. Andiamo a Orotelli, Mauro Pischetta e Francesco Zorottu. La pista è libera, quando volete salire siamo a vostra disposizione, noi siamo qua. Non ho un motivo, cioè state tranquilli. Orotelli, Mauro Pischetta, Francesco Zorottu, anche questi due giovani a onorare la quarta pentolaccia a cavallo. Ne è cascata una proprio quella di mezzo e adesso la manduriamo del tutto, va bene? Adesso avremo ancora due salite di Butusò, la prima Sisinio Bacciu, Mario Andrea Mele e Mustazzu Nicola. Il rosso e il bianco lo scorgiamo già addirittura qua dalla linea d'arrivo, quindi sotto la pentolaccia, che fa bella mostra di sé all'interno di questa manifestazione. Dopo cavalli e cavalieri è veramente il vaso, il vasetto, il vero protagonista di questa quarta edizione della pentolaccia a cavallo. Quindi aspettiamo Sisinio, aspettiamo Mario Andrea, aspettiamo Nicola. La pista ragazzi è libera, quando volete vi aspettiamo qua nella parte alta di via Sebastiano Sata, vestita a festa. Siamo pronti, sono partiti. Rosso e bianco, i due colori dominanti di questo tris di Butusò. Vai! 1, 2, 3! Olè! Bravissimi veramente! Ancora Butusò con Antonio Becciu, con Andrea Deiana, con Alberto Canu. Dito così, perché deve capitare al contrario, faccio dove Naturalmente lo dico a beneficio dei tanti amici che sono arrivati da fuori. Butusò non è da visitare solo oggi, Butusò è parte integrante della storia culturale, folclorica, dell'arte della nostra isola, da visitare ogni giorno, mi raccomando, vai! Olè! Adesso andiamo ad Anela, Grazioso Centro, la festa patronale a settembre, la festa dei Santissimi Cosma e Damiano, che richiamano il paese tante persone. Belle le manifestazioni di cultura legate al ballo, legate al canto a tenore, legate soprattutto in particolare al suono dell'organetto diatonico, dove Anela gli dedica una serata tutta per questo nobilissimo strumento che arriva in Sardegna alla fine del 1800 e poi non ci ha abbandonato più.
Arrivano gli amici quindi di Anela, Antonio Piras, Gianfranco Vannini, Danilo vai, amici di Anela, eccoli qua, a pariglia quasi, Ale 2. Ancora Budusò, con i due del Rio, Alessandro e Andrea e Pietro Abis. Un attimo ragazzi, ancora non si parte, mettiamo in sicurezza la pista ma soprattutto organizziamo le pentolacce e poi Pietro, Alessandro e Andrea, eccola qua. La pista è in sicurezza e siamo a vostra disposizione, vi aspettiamo qua. Dai ragazzi, giovani, bravissimi, appassionati. Eccoli, 2. Andiamo in Barbagia, andiamo a Mamoiada, venuta alla ribalta in questi ultimissimi anni grazie anche al vino. Molto buono mi dicono, da Stelio non posso giudicare, e tante sono le manifestazioni come le tapas all'interno del percorso autunnale di Cortes Apertas, poi la festa in onore di San Sebastiano, la festa in onore di Laretto Atteso. Ecco, motivi più per visitare anche Mamoiada. Sono con noi Daniele Montone e Alessio Piu, almeno una è caduta, almeno una è caduta. E andiamo a Nuoro, capoluogo di provincia, la sagra del Redentore che richiama in città decine e decine di migliaia di persone nel mese di luglio, una fede profonda dedicata al Cristo Redentore, e poi ancora la festa delle grazie, la festa in onore di San Giovanni Battista. E insomma, c'è sempre un buon motivo per poter ammirare la nostra cultura, la nostra tradizione, ma in particolare i nostri cavalli, anche all'interno delle belle feste che Nuoro dedica ai suoi santi. Eccoli qua, è ora andata. E adesso Pattada, avremo due salite in Pattada, la prima con Luca Falqui, Danilo Amadu, Giovannino Becci. Di Pattada abbiamo parlato ampiamente nella prima salita, legata ecco, in particolare a queste processioni che effettuano i cavalieri di Pattada. Pattada, eccoli, bravissimi. Sono andato un po' avanti, erano Daniele Arregaglia e Daniele De Somus. Mentre ora ospitiamo Luca Falqui, Danilo Amadu e Giovannino Becci, sempre comunque in rappresentanza di Pattada. Ecco, è stata issata la pentolaccia, tutte e tre, quindi possiamo sicuramente ospitare il trio di Pattada. Galoppalo, mi stila in sporta, eccoli, bravissimi. Alcune discese, alcune salite dell'oceano. Iniziamo con Burgos, si riparte da Burgos con Editola Giampaolo Sili. Un attimo ragazzi, ecco, la pista è libera e la testa qua nella parte alta di via Sebastiano Sante, tutta per voi, per Burgos, per Editola e Giampaolo Sili. 2 su 2, bravi.
vai con i coriandoli, perché festa è e non sarà sino alla fine, anche dopo. Nule, Gianmario Pinna, Giannicola Carzetta, Giampaolo Iani. Nule, un attimo. Ecco Nule, la pista è libera, anche quelli che non usa in mano si può stare da una parte. E arriva Nule, rosso e nero, vai! 1, 2, 3, 1, 2, 3, bravissimo. Questa qua conviene ripeterla già da qua. E adesso andiamo a Lula, altro paese fortemente legato alla storia e al suo cavallo, un cavallo che esplode nella sua bellezza all'interno delle feste che Lula dedica alla sua patrona Santa Maria Assunta, che si festeggia tra il 14 e il 16 di agosto, e vi invito anche ad andare a Lula e vedere questo attimo di fede, ma in particolare la sana, bella ospitalità che la gente di Lula offre sempre a Sistranzi. Il cavallo, dicevo, sarà ed è sempre un grande protagonista anche all'interno di altre manifestazioni. Lula mi si presenta qua a Budusò con Gio Pasquale Pilas e con Salvatore Deiana. Ecco gli amici di Lula, coraggio! Bianco e nero, il colore dominante delle divise di Lula, uno giù. Facciamo ancora una passeggiata e torniamo a Burgos. Sono ospiti della quarta pentolaccia a cavallo Agostino Tilocca, Francesco Lugettu. Lo studiamo bene la prossima. Francesco Lugettu. La pista è libera, sì, ed è anche in sicurezza. I ragazzi di Burgos, Agostino e Francesco, dai, eccoli qua, olè, Ollolai, terra di ospitone, terra di ospitalità. Anche qua cavalli e cavalieri protagonisti all'interno delle belle feste, San Bartolomeo, San Michele il patrono e tante altre manifestazioni. Naturalmente l'invito vale anche per Ollolai, paese da visitare. In questo periodo si sta benissimo, forse la sera è conveniente portarsi un bel maglioncino. Noi che arriviamo dai 40 gradi magari salire alla brezza, al refrigerio di Ollolai non fa male. Vi aspettano naturalmente gli amici di Ollolai con questa bella e sana ospitalità. E noi invece ospitiamo Alessandro Bassu, Pietro Chessa e Fabrizio Data. Eccola qua Ollolai, i suoi 3 cavalli, i suoi 3 cavalieri. Vai, una e una è andata. E chiudiamo con la 29esima pentolaccia. Bene tutti, Giuseppe Chessa, Luigi Cherchi, Angelo Cossettu. Approfittatene adesso ad attraversare, così, ragazzi, poi dobbiamo rimettere in sicurezza la pista. Abbiamo issato le pentolacce, aspettiamo Giuseppe Chessa, Luigi Cherchi, Angelo Cossettu, aspettiamo bene tutti e chiudiamo anche questa seconda tornata. Vai! Vai!
benissimo, l'avete ripresa, ma ne abbiamo una trentesima. Giovanni Sanna, Nicola Saba e Giovanni Marrone. E chi sono questi? Ah, sono delle organizzazioni. Sono questi che si stanno adoperando insieme a te a far sì che la pista sia in sicurezza e soprattutto le pentolacce non vengano a mancare. Ascolta, per fare una terza. Una terza. Adesso ci riposiamo, attenzione, perché non finisce qui come diceva un mio collega, perché avremo sicuramente una terza salita, così, sì, da qualche istante. Adesso avvicinatevi là al baretto dell'associazione ipica Budusuina, vi consumate, sorseggiate una bella birra, un aranciato, una Coca-Cola, se avete della fame c'è anche il panino, insomma, tante belle cose, ci aspettano ancora. Vai Giova. Dai piano piano così, si è sempre messo, però no, dove vado? Vai. Non fare tanto, no? Dai, il numero ve lo do io.
sprecciando 3,2, forse devono aumentare il viso. È aumenta un Ah, era così? No, adesso è diventato più scuro. Ah, È arrivato al limite, sì. sì. Bisogna aumentare il viso. Ma non so dove si può fare. Se vuole una bella pausa possiamo andare avanti con la musica. Basta adesso. Poi puoi aumentare, No, no. Hai guarda quella ragazza? No, no, non è niente. Primo piano della ragazza che non lo mette va bene. Non è che me la puoi fare. Vai, vai. Allarga, allarga. Ce ne sono immagini. E allarga. Questi guarda che si vedono bene tutti quanti. Ma che questa è bella, guarda. È bella bellissima. Là si vedono proprio le persone.
chitarra suona in sua melodia, così innamorata mia È troppo veloce però Gioa, voglio venire a vedere la scena. Stanno ballando, giocate. I cavalli stanno ballando. Così innamorata mia, sarei in questa zona, oh chitarra suona sola in sua melodia. Bravo questo, Questo è bravo, questa adesso. Queste due sono belle. La miglior cosa la faccio qua. Hanno capito che c'è la telecamera qua. Ah? Penso di sì. Bisognava chiamarli a salutare, cazzo. Oh! Perché no? Allora chiamarli, che salutino questo
salutiano, vai, vieni a fare questi di fronte, Chiediamo ai cavalieri di guardare qua verso le telecamere, salutare così vi vedono anche a casa. Dai, fatelo. Così. Dai. Troppo poco. E io ne approfitto per salutare un vecchio amico, Antonello Murgia. Non ti ha riconosciuto nessuno, stai tranquillo. Ciao Antonello, ci vediamo dopo. Oh, la macchinista! Oh è là, oh è! Sei tutto il gruppo foto di Burgos, quello storico, quello vero! Ah, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Oh, quella ragazza è qua però. Vai, vai. Sai che lì è importante perché è l'unica ragazza. E dove? Si è girata. Io la seguo, poi te lo dico quando ce l'ho, Vai che ce l'ho, vai! No, si è girata di nuovo. Lasciami fuori a me, te lo dico io quando...
prendo anch'io, Vabbè, vai, c'è da andare in bicicletta qua, Non lo so, devo vedere qua. Ma si sposta. Non giù, qua voglio prendere. No, gli se lo metto qua, capito?
Non girare, dimmelo quando stavi girando. Te l'ho detto, esco. Te l'ho detto, ma esco. Guarda questo, vai. Che c'è ancora, che sto andando avanti. Aspetta, quando arriva. A questo punto non ne fanno più, adesso no, adesso no. Si vede. Si vede meglio nella telecamera. Nella realtà, vedi? Esco. Quando poi escono anche meglio le riprese, guarda. Antunedu, silania, Giulia Medu molto, I banditi la campagna, Giulia Medu molto, I banditi la campagna. Ma l'altra cosa devo fare. Spesso di no. Ma perché fa questa ragazza? Lascia così, lascia. Lascia così. Tremino di Bastia e faccio un palli signori. Tremino di Bastia e faccio un palli signori. Gli anni carreteri sospirali i pastori. La la le la la la. Gli anni carreteri sospirali i pastori. La la le la la la.
come sposo. Una nube bianca in che non passa in zende, in che non è compagnia, in questa rima bianca, in terra passa in zende, appaga talmattie. In mezzo a sull'entore, che cosa fino fino, in mezzo a sull'entore, appaga talmattie, questo è un incubo amore, in mezzo a sull'entore. Ma dobbiamo aspettare. Via, poi sì, poi sì. Vabbè. Gritan de volte per il buffane, fammi da noi, se non scopone, pane la santa e terra niente, che da cantando torna sul cuore, senza alimento, senza il cuore, senza sino, schizza spuntas, pretende santa pare mundras, che sul cuore, chi porta solo, sai andato tu se no perderà, tutta bandera, numero vita, dai di nuovo, da mattina, appena lotta, tutta bandera, non più se stretta, mi embriagherà, addio con le tieni di con tu, fatti tu, che vada con tu, canta il fluide, su un guardai, anzi putera non corra mai.
Non posso riposare, amore coro, pensati reso, un sì momento, non mi stesi in frisura, renda oro, sei indisfilate. Sicuro che ti esaltamo, cantamo forte t'amo, 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 sicuro che ti esaltamo.
che sta in catena, chi stai soffrendo pena, dell'indolenza antica, freddo legge in liga, a buona filosofia, procura del moderare, parole, satira mia, procura del moderare, parole, satira mia, procura del moderare, parole, satira mia, procura del moderare. Di dar corso, vita e soprattutto far respirare la quarta pentolaccia a cavallo organizzata